rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, Monsignore, cari fratelli alpini, concittadini, celebriamo qui oggi la giornata delle Forze Armate, dell'unità nazionale e assieme anche facciamo memoria dei militari caduti nelle guerre. La canzone che conosciamo bene dice: l'ultimo pezzo alle montagne. Qui con la chiusura prossima ci porta a dire con tristezza: l'ultimo pezzo dalle montagne ci tolgono. E non è una cosa che riguarda solo i militari, ma è una gamba che sorregge il tavolo della nostra comunità che viene azzoppata. Dobbiamo rassegnarci, buttarci nel lutto per questo? È ovvio che noi dobbiamo andare avanti per lo spirito di servizio che ci anima, per il giuramento che abbiamo fatto. Io alla Costituzione e ognuno nei propri corpi, quando ha cominciato a muovere il passo che ci ha portato a essere qui. Andiamo avanti, la storia di chi ci ha preceduto, che adesso siamo qui a ricordare, ce lo insegna e ce lo suggerisce col loro esempio, che non si molla. E quindi abbiamo in giornate come queste anche il dovere di innestare un po' di speranza, un po' di coraggio, e farlo capire alle persone che ci circondano, perché se la caserma si svuota non è una questione solo dei militari, così come il tribunale che si chiude non è questione solo degli avvocati, la cooperativa carnica che implode non è questione che interessa solo i soci e i lavoratori. Ogni singolo evento della comunità ci tocca, ma non solo, anche ogni singolo evento del mondo diventa di comunità. A gennaio candideremo Tolmezzo città alpina dell'anno. Lo dico perché se da un lato servirà a provare a dare speranza, a rialzare la testa in questo momento difficile, noi speriamo di diventare città alpina purtroppo con una coincidenza beffarda, perché siamo città alpina ma priva, a rischio di essere priva degli alpini. E allora una cosa comunque è certa, e vado davvero a concludere e ad abbracciarvi. Questo, lasciatemelo dire, improvvido svuotamento della caserma non ci impedirà comunque di essere città degli alpini. Questo oggi come sempre. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva gli alpini, viva Tolmezzo. Grazie.